Il nuovo tecnico biancazzurro Totò Vullo da 4 giorni sta tenendo sotto pressione la propria squadra in vista della gara di domenica prossima con il CUS Palermo. Si tratta di una prima fase conoscitiva del gruppo, ma sotto questo profilo non sembrano esserci problemi, in quanto si avvale della stretta collaborazione dello staff tecnico formato dal vice allenatore Francesco Nobile, dal preparatore tecnico Salvatore Munda e dal preparatore dei portieri Giovanni Costantina. Il clima è sereno, si continua a lavorare in armonia e lo svuotamento dell'infermeria fa presagire tempi migliori. Alla fine del girone di andata mancano 5 gare, con Cussi Palermo, Parma Unfal, Geraci, Dattilo e Don Carlo Misalmere. Praticamente in queste restanti partite si potrebbe delineare l'andamento del campionato. Domenica si gioca al Virciglio di Campofranco, campo amico, per sopperire alla chiusura momentanea del Seneto in corso di semina. Una gara alla portata, ma che deve essere affrontata con il piglio giusto. La compagine palermitana, che ultimamente è rimasta senza guida tecnica, si è infatti dimesso l'allenatore Angelo Tomasello e al suo posto è subentrato il direttore tecnico del settore giovanile Andrea Bruno. 6 sconfitte, 2 pari e 2 vittorie per un totale di 5 punti e questo è il cammino registrato dal Cussi Palermo in campionato. La gara del Virciglio avrà inizio alle ore 15 e i tifosi biancazzurri stanno preparando questa gara fuori porta per essere numerosi sugli spalti ed incitare i propri beniamini. La gara è stata affidata a Salvatore Marco Testai di Catania con assistenti Marco Riccobene ed Elvira Rizzo, entrambi della sezione di Enna.